la saletta dedicata a Giannino Marzotto, un esempio di quello che saranno le varie salette che si susseguiranno nel prossimo museo di futura costruzione nel centro di Bassano del Grappa. Giannino Marzotto, uno dei 4 fratelli Marzotto, unica dinastia importantissima del tessile veneto, che diede però al motorismo sportivo anche 4 valentissimi piloti: Giannino, Paolo, Umberto e Vittorio. Sicuramente Giannino è quello più istrionico, quello più conosciuto, vincitore di 2000 miglia, la prima famosa del doppio petto nel 1950, la seconda sorpresa a media di record nel 1953. Una carriera di gare che però in realtà è durata pochissimo, perché già a 24-25 anni Giannino Marzotto abbandona il mondo delle corse per dedicarsi all'importantissima azienda di famiglia. Ecco allora che il suo ingegno, il suo coraggio, il suo ordimento lo getta in azienda e compie delle cose incredibili, quali all'inizio degli anni 60 portare delegazioni di industriali veneti con una sua fondazione ad incontrare prima il presidente Kennedy negli Stati Uniti d'America e addirittura Khrushchev nell'allora Unione Sovietica.